Oggi siamo venuti a trovare il signor Gaglio che, come molti sanno a Partinico, storicamente sono occupati di produzione di latte, latticini e formaggi. Perché siamo venuti da lui? Perché lui ha questo strumento in mano di cui ci parlerà. Questo si chiama? si chiama zurbo. Ecco. Zurbo che serve per miscelare, a remenare, diciamo in dialetto, a remenare il liquido che si chiama l'acciata per arrivare alla ricotta. E quindi man mano la temperatura di questa acciata aumenta, deve essere sempre miscelata. Che si dice zubbiare. 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 Quindi si usa così, giusto? Si usa così. Come un... Sì, come uno scoponetto. quando si fa la salsa, quando si fa... Perfetto. Così. Va bene. Quando arriva a temperatura di 85-90, che è quella la temperatura che viene fuori la ricotta, si tira fuori perché non serve più. Non serve più. Si abbassa la fiamma. Che erba è questa? Disa ci dice. Di San Pelodesmo.